C'è purtroppo una brutta notizia oggi, che la Procura di Biella ci ha inviato in AS, ha bloccato un ulteriore lotto di AstraZeneca, che è quello del Piemonte di ieri. Esordisce così oggi il governatore del Veneto Luca Zaia dal consueto punto stampa di Marghera, comunicando il blocco del lotto ABV 5811 del vaccino targato AstraZeneca dopo il caso sospetto della morte registrata in Piemonte di un insegnante. Ancora non può sapere che nel pomeriggio è proprio l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, a diramare un comunicato nel quale sospende in via precauzionale la somministrazione di tutti i vaccini AstraZeneca su tutto il territorio italiano, come del resto già fatto anche da Germania e Francia. Lo stesso Zaia aveva chiesto il massimo della chiarezza per quanto riguardava proprio i vaccini incriminati. Per quanto riguarda invece la seconda dose, è sempre l'AIFA a comunicare che saranno rese note al più presto le modalità di somministrazione.